Un autentico spartiacque il Broccardi di Santa Margherita, l'incontro di seconda E tra San Lorenzo e Moneglia è infatti a dir poco decisivo per il campionato. I Verdi, padroni di casa, primi in classifica, con una vittoria ipotecherebbero con qualche giornata di anticipo la promozione in prima categoria. Subito dietro mastaccati di 6 lunghezze i blaugrana del Moneglia, con l'arduo compito di dare un senso alle ultime giornate del torneo. Il rigore reclamato dai locali per un presunto fallo divenuti su Ianco dopo 2 giri d'orologio, un fuoco di paglia perché la gara non rispecchia certo le aspettative, al pari di un Lorenzo Olmo che ben 29 minuti dopo ha l'occasione per sbloccare un match davvero troppo bloccato. La conclusione del numero 9 si spegne a lato sul primo palo. L'intervento di Perazzo in uscita bassa su Talia chiude una prima frazione davvero poco divertente. L'inerzia del match sembra cambiare nella ripresa perché già dopo 22 secondi Magnani trova la respinta di Inglese su questo piattone da posizione defilata ma in area di rigore. La risposta locale arriva con Olmo che arpiona un piazzato di Donadeo e conclude verso la porta di Perazzo senza però centrare lo specchio. Nel miglior momento dei padroni di casa ecco però il gol del Moneglia, disimpegno errato di De Mattei che di fatto serve Cariola, murata la conclusione del numero 8, non la ribattuta di Barbieri che si infila sotto l'incrocio dei pali lasciando di sasso Inglese e tutto il folto pubblico locale. La reazione della capolista è immediata anche sull'uomo più pericoloso è Galelli che sul cross di Machiavello dalla destra rischia il clamoroso autogol. Al minuto 43 arriva la più bella giocata della partita e la fa il direttore di gara Luca Grosso di Genova. Olmo in sospetta posizione irregolare si invola verso Perazzo ma viene steso proprio da Galelli. Si invoca il rosso che arriva e il rigore, ma il fischietto di Genova comanda la punizione dal limite scatenando le proteste locali. Proteste immotivate visto che dalla nostra moviola si vede chiaramente la gran chiamata dell'esperto arbitro genovese. L'ultimo ad arrendersi è Ianco che però dopo un gran numero al limite non centra lo specchio della porta. Si riapre clamorosamente grazie al gol di Barbieri il girone della seconda categoria. Adesso si giocherà a distanza tra le due formazioni. Domenica prossima San Lorenzo è impegnato con la Calvarese, Moneglia è impegnato con Real Deiva.